Stavolta abbiamo una grande sorpresona, stiamo stretti ma ci vogliamo bene. Siamo qui con Cosimo Pastore, Daniele Giuventaro. Cosimo, bentornato. Buongiorno, grazie. Daniele, benvenuto. Buongiorno. Beh, ovviamente parliamo di musica tradizionale. In questi giorni abbiamo spesso parlato della tradizione bandistica, abbiamo parlato delle pastorali, della musica del Natale. A me piace sempre parlare della musica della tradizione, però c'è anche tutto un filone di musica legato alla musica popolare. Che generalmente ci si scorda di questa cosa. Tra l'altro la provincia di Taranto è molto molto ricca e quindi mi vado a chiamare due ragazzi che si impegnano nel portare avanti le nostre tradizioni che altrimenti si perdono. Beh, sicuramente sì, in quello che è un po' il calderone delle tradizioni ha un grande peso la musica tradizionale, appunto la musica del popolo. E come in ogni periodo dell'anno, come per Pasqua, come per appunto il Carnevale, anche per il Natale ci sono alcuni canti, diciamo, strettamente collegati a questa festività. Sì, perché comunque la musica scandisce proprio la vita, ma non solo a livello, cioè magari da un lato c'era la musica religiosa, quella sacra, quella ufficiale, però c'era anche il popolo, così come troviamo spesso anche riportate da Cassano, da Majorano, delle preghiere in dialetto, perché riprendono un po' quelle che erano le preghiere in latino, che si capivano fino a un certo punto, però le riportavano il popolo. La stessa cosa succedeva per la musica, quindi anche i momenti sacri venivano scanditi dal sentore del popolo nel loro, insomma, modo, riportate a modo loro. E venivano poi in qualche modo interiorizzate, quindi non so, per quanto riguarda il Natale, dato che comunque c'è la figura di questo bambinello che nasce, diciamo i canti sono per lo più delle ninna nanne. È bellissimo. Io so che l'orario non è da ninna nanna, però ci possiamo rilassare un po' con una ninna nanna. Ci fate ascoltare un canto tipicamente tarantino? Io devo, non lo so, magari mi sposto. Sì, siamo un po' logisticamente, però giuro che la prossima volta vi darò uno studio gigantesco solo per voi. Allora, magari ecco, prendo una sedia, tutti in diretta. Questa diretta di oggi è meravigliosa. Ecco, prendo una sedia e faccio accomodare il nostro Cosimo, perché è armato di chitarra, mentre Daniele con la fisarmonica può suonare, insomma. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo? Ok. E io mi taccio e facciamo questo breve brano, anzi anticipo. Di che cosa si tratta? È una ninna nanna. Si tratta appunto di una ninna nanna che è stata raccolta a Taranto da Alfredo Majorano. Quindi diciamo questo testo, questo tipo di canto è diffuso in tutto il sud Italia. Però questa è la versione tra l'altro Alfredo Majorano, più volte l'abbiamo detto, Alfredo Majorano è stato forse il primo, ma prima dei primi è stato il primo a registrare dei canti, forse il primo a registrare. Sì, assolutamente il primo della Terra del Rimorso, prima di tutti. Quindi comunque ascoltiamo intanto il nostro Alfredo Majorano cosa ci ha riportato. Ninna nanna, ninna nonna, parturito la Madonna, ha fatto una bella bambina, bianco rosso da maschino, ha fatto un bello bambino, bianco rosso da maschino, la Madonna lo piglia in bracci, San Giuseppe li liscia la faccia, con un mazzo di fiore ne facciamo un ambassadore, e con un mazzo di canna ne facciamo una bella capanna. Sotto sta capanna ste la figlia di mamma Sant'Anna, li compari io lo soli, li dici io doi parole, li dici io anima mia, questo è lo vero figlio di Maria. Dei 12 stelle fueste intornate, re dei giudei fueste chiamata, la stella con tutti i raggi accompagnava i re magi, di la terra li potente innanzi a Cristo gli vena niente, dorme
ne dorma bambiniette, che la Madonna fa la grazia, a da cosri la vesta fina, quanto è bello Gesù bambino, a da cosri la vesta fina, quanto è bello Gesù bambino. E questa è la nostra storia. Quindi l'importanza, io lo so che posso essere monotono, dico sempre un fatto, però la nostra storia, antica, meno antica, le nostre tradizioni, i nostri canti, questi siamo noi. È inutile che cerchiamo di costruire il futuro se non conosciamo e se non prendiamo possesso e se non rivendichiamo il nostro passato. Grazie Cosimo, grazie Daniele. Grazie a te per l'invito. Ma tanto mi sa che voi rimanete qua. E mi sa di sì. Rimaniamo qui, abbiamo ancora 2 minuti. Allora no, è questa cosa bella. Allora, io una cosa vi volevo chiedere. Voi come siete arrivati a riscoprire le tradizioni? Cioè, ve le hanno tramandate o per caso vi è venuta un'illuminazione sulla via di Damasco? Per quanto mi riguarda è un 50 e 50, nel senso che da un certo punto di vista in famiglia, diciamo, c'è comunque un legame con le tradizioni. Questo è importante. Soprattutto dai miei nonni erano molto legati alla settimana santa in particolare, se proprio devo dire, il periodo dell'anno. Quindi da lì è nata una cosa. Per quanto riguarda però la musica, era invece è una cosa che è arrivata dopo. È una cosa che è arrivata dopo, quasi per caso. Ho scoperto la musica popolare. Abbiamo iniziato a 11 anni. E quindi dai, è andato. Il primo gruppo e da lì poi. Il primo gruppo. Daniele, tu invece. 20 anni. Tu proprio cresciuto. Sì, sono stato cresciuto in base a mio nonno, mi è stato tramandato da mio nonno. La fisarmonica anche o poi la musica? All'inizio con i balli, col tamburello, poi la fisarmonica è stato uno strumento che è venuto dopo. Colpo di fulmine. Sì, un colpo di fulmine. E allora studiate strumenti musicali, studiate la nostra tradizione soprattutto. Intanto diamo la linea alla regia, però voi rimanete qua. Non ci muoviamo da qui. Fermi, frizzatevi. Linea alla regia. Mi sono dimenticata però di fare la domanda di rito che si fa oggi. Avete digerito? Sì, dai. Bravo. Sì. Madonna, che bravi sti ragazzi. Cioè, solo io e Gisberto non abbiamo digerito. Mannaggia, noi mangiamo troppo. Allora, stavamo parlando di tradizioni, di musica tradizionale. Tra l'altro Cosimo ha portato questo gioiellino, che è veramente un gioiellino. Adesso non so da dove. Forse è quella, in favore di regia, è questo, che è una delle raccolte di Alfredo Majorano. Alfredo Majorano, tantissime volte ne abbiamo parlato, abbiamo avuto anche più volte qui il direttore scientifico del museo etnografico, che invito sempre a visitare. Alfredo Majorano, grandissimo ricercatore, però lì poi mi viene un flash, mi è venuto, stiamo andando direttamente di improvvisazione. Molte delle pubblicazioni, io parlo lato autore, dal punto di vista dell'editoria. Se io che faccio ricerca storica mi rifaccio a un qualcosa che è stato riportato da Majorano, lo metto in bibliografia, perché comunque c'è un qualcosa che si chiama diritto d'autore che va tutelato, così come la proprietà intellettuale. Nel momento in cui vado ad elaborare un pensiero, un qualcosa è proprietà intellettuale mia, c'è il diritto d'autore che mi tutela. Questo accade per la musica popolare? Domanda, no, chiedo per sapere. È una domanda giusta, considerando che ultimamente si sono sviluppati un po' di movimenti, comunque si è sviluppato un po' di movimento intorno al discorso appunto del diritto d'autore legato alla musica tradizionale. Tecnicamente parliamo di un qualcosa che appartiene al popolo, infatti, quindi è di tutti. Di un qualcosa che non è tutelato, meglio, purtroppo non è tutelato. Dovrebbe essere tutelato cioè dovrebbe essere il diritto d'autore, esatto, però come pubblico dominio. In realtà è un po' alla mercé diciamo è una prassi ormai abbastanza antica, che molti brani della tradizione popolare vengano in qualche modo catturati e presi. No, lo dico io, che vengono proprio rubati, cioè nel senso, allora io domani, visto che Agatha Christie non è più sotto diritto d'autore, si può ripubblicare, io prendo 10 piccoli indiani, metto autore Silvia Quero, cioè, non sta bene. Okay. Diciamo non che va bene, no. Ora non voglio addentrarmi nei discorsi legali, senza addentrarci, però comunque c'è un modo per, diciamo, registrare e mantenerlo e tutelarlo. Ecco, il patrimonio musicale. Il vero modo corretto quando si voglia comunque tutelare
delle proprie opere d'ingegno, perché in parte, no, quando si fa un riarrangiamento sicuramente ci metti del tuo, si mette appunto del proprio, e appunto tutelare il testo o la melodia principale come pubblico dominio, appunto, quindi come rielaborazione da pubblico dominio, e quindi al massimo le parti appunto poi scritte personalmente, quelle diventano una propria tu hai una tua proprietà intellettuale, esatto, un tuo arrangiamento, però quello è pubblico dominio. Sulla parte diciamo anche perché tradizionale pubblico dominio. Stiamo parlando di beni culturali, comunque è un bene culturale immateriale, ma è un bene culturale e va tutelato esattamente come va tutelata la chiesa, come va tutelata la fontana. C'è una commissione della SIAE che tecnicamente considera appunto ti dà questa scissione, okay, ma ti dà anche una valutazione su quanto poi la tua opera effettivamente è tua e quanto invece prende dal pubblico dominio. E quindi attenzione quando si fanno queste cose. Per rimanere in tema, noi siamo in chiusura, quindi già che vi ho ambedue qui e già che ci siete, ma lo facciamo un altro brano della nostra tradizione. Non me ne voglia Daniele, ma ne facciamo una proprio della tradizione di rimpettaglia di casa mia, diciamo così. Ti faccio una pizzica di carosina alla maniera che di carino, Girolamo Monaco. Bellissimo, no, Daniele non gliene volere. Perché sta ammazzando. No. Poi abbiamo la diatriba. No, nessuna diatriba. No, amici, l'importante è fare la musica nostra. Un modo così. Sì, ci sei? Ok. Come si cogliono là lì, si cogliono uno a uno per dispetto il loro patrono, si cogliono uno a uno per dispetto il loro patrono. Ah lì e là, la figlia lo Giovanni lì ma fa marità. Ah lì e là, la figlia lo Giovanni lì ma fa marità. E quanto sciolto e poi caduto, l'amor con lo cattivo le sciò da fare, l'amor con lo cattivo le sciò da fare. E now è lì, e now è là, la figlia lo Giovanni lì ma fa marità. Ah è lì, e now è là, la figlia lo Giovanni lì ma fa marità. A morire pure sarà, a chiave della fine delle vecchie siete mia, a chiave della fine delle vecchie siete mia. E quanto sciolto e poi caduto, l'amor con lo cattivo le mise a fare. E now è lì, e now è là, dilla noi che muerti in fronte io me ne innamoravo. Ah è lì, e now è là, dilla noi che muerti in fronte io me ne innamoravo. Ma tra le mani fanno gli scartagnoli, so bicchiere di benzina all'amore. E now è lì, e now è là, la pizzica si balla quando dà da marità. Ah è lì, e now è là, la pizzica si balla quando dà da marità. Su queste note della tradizione io vi do appuntamento, ringrazio Cosimo e Daniele, vi do appuntamento all'1 gennaio, puntata speciale di Non è mai troppo tardi. Mi raccomando, puntuali, perché non vi aspetto per cominciare.